Oggi un libro leggero, giusto per così, se non sapete che cosa fare, non sapete cosa leggere, adesso, peccato che è finita l'estate, perché da spiaggia, diciamo, perché uno quando va al mare può leggere questo libro. Allora, a parte gli scherzi, il libro che presentiamo stasera è il libro curato da Antonio Moscato, Bakunin contro Marx, Marx contro Bakunin, alle origini del frazionismo delle sinistre. Ne parleranno Giuseppe Manias, che è anche uno degli autori dei saggi di questo libro, e Paolo Casciola. Io ovviamente questa iniziativa nasce insieme alla Biblioteca Gansciani e alla Società NUR, che, insomma, non credo ci sia bisogno di presentarle, ma è un trio che spesso si forma qui ad Oristano e non solo ad Oristano per presentare iniziative culturali, una di quelle realtà continuamente attive nel nostro territorio, per fortuna, e ne abbiamo sempre più necessità. Io lascio la parola a Peppe Manias, ringraziandolo, insomma, di averci proposto anche questa iniziativa e augurando a tutti voi una buona serata. Sì, perfetto. Innanzitutto ringrazio, diciamo la verità, abbiamo avuto pubblici molto alti, ma non mi aspettavo che per questa iniziativa ci fosse tutto questo pubblico, tanto che... No, casomai è proprio... Spero che non sia... E su un tema così leggero. spero davvero che non sia per quello, che sia per l'autore, ma sia davvero per l'argomento. La cosa è sicuramente interessante, anche perché devo dire la verità, mi fa un po' di impressione leggendo la copertina di questo libro, leggere con scritti di Michel Bakunin, Karl Marx, Friedrich Engels, Antonio Gramsci, Giuseppe Manias, mi fa un po' di impressione. E penso che faccia a tutti, dice, ma chi è questo? No, l'argomento è un argomento molto interessante. Diciamo che il libro chiude un po' una lacuna sugli studi sul marxismo e sull'anarchismo, perché, diciamo la verità, non ne hanno mai parlato tantissimo delle varie connessioni. Se uno parla di Prima Internazionale, pochi sanno che era l'Associazione Internazionale dei Lavoratori o la Lega Internazionale dei Lavoratori, e che vedeva dal 1864 gli anarchici e i marxisti assieme. Ma tra gli anarchici e i marxisti non è che ci fosse Giuseppe Manias e Paolo Casciola che è trotskista, no, il rappresentante dei marxisti era Marx in persona, e nei rappresentanti degli anarchici c'era Lassalle, che era quello che aveva preso le redini dei Proudhoniani, e Mikhail Bakunin. Nasce questa Prima Internazionale nel 1864. Nasce dopo una riunione in Inghilterra, a Londra, con Marx e tutte le forze socialiste o filosocialiste, tra cui c'erano appunto i proudhoniani, i bakuniniani. Non si parlava ancora di una teoria puramente anarchica in cui si potesse parlare di un sistema anche teorico di quel tipo, perché la Polonia subiva una nuova aggressione dalla Russia. E quindi le forze socialiste si dovevano mettere in difesa dei polacchi nei confronti dei zaristi. A questa richiesta, a cui aderiscono tutte le forze socialiste, nasce l'intenzione di fare un'associazione di tutte quelle che sono all'epoca le forze socialiste. Ed è bello il sottotitolo di questo libro, perché dice alle origini del frazionismo della sinistra. Cercherò brevemente di fare una sintesi di quella che fu la Prima Internazionale, perché appena si uniscono incominciano a perdere pezzi. Questo direbbe qualcuno della sinistra, non è una cosa così innaturale neanche oggi, purtroppo. Però la Prima Internazionale nasce tra socialisti, anarcocomunisti, proudhoniani, repubblicani mazziniani, marxisti e altre organizzazioni di operai che sono vicino ad alcune tendenze anarco-sindacaleggianti.
Gli anarchici, diciamo che le forze più grandi sono quelle degli anarchici e dei marxisti. Gli anarchici innanzitutto incominciano a bisticciare tra di loro, quindi tra proudhoniani e bakuniniani che vogliono una tendenza della prima internazionale classista, ovvero in cui l'analisi di tutti i problemi dei sistemi socialisti avvenga tenendo conto delle classi sociali, e i proudhoniani questo non, essendo più libertari, più comunitari, è una tendenza che e i marxisti e gli anarchici vogliono, a cui non sono d'accordo. E il primo pezzo sono i mazziniani. Mazzini manda nel 1865 Adolfo Ward come suo esponente di questa corrente filo socialista. Se ne vanno via subito, e quindi questo è il primo pezzo. Al primo congresso della prima internazionale già si perde un pezzo, ma il vero scontro avviene dal 1866 in poi, ovvero quando Marx e Bakunin non si trovano d'accordo, e quindi i loro seguaci non si trovano d'accordo su quale sia il modo per affrontare, per cambiare gli stati europei. Perché se i marxisti rifiutavano, come gli anarchici tutti e due, lo Stato borghese, ma se i marxisti pensavano alla conquista della società comunista attraverso le varie fasi della dittatura del proletariato, gli anarchici no, gli anarchici attaccavano lo Stato borghese nella ricerca della sua dissoluzione. Quindi senza tutti quei passaggi che secondo loro erano oppressivi nei confronti di tutti i socialisti e quindi di tutti i cittadini. Questa situazione arriva a uno stallo, perché poi è interessante. Noi non dobbiamo ancora pensare alle organizzazioni dei partiti. Ad esempio, il primo che in Italia traduce, fa un compendio popolare del Capitale di Marx, è un anarchico, è Carlo Cafiero, che scrive Compendio del Capitale di Marx e che faceva parte della famosa banda del Matese, che entrarono in questa cittadina a Lettino e misero sottosopra questa l'archivio, bruciando le carte d'identità, bruciando le liste elettorali, bruciando le liste delle leve. E quindi non vi è ancora una divisione tra anarchismo e marxismo. Questo avviene nel 1872, quando Marx fa passare al congresso dell'Aia della Prima Internazionale l'espulsione di tutti i bakuniani. Di fatto però che cosa succede? Che questa internazionale era formata sì da un consiglio direttivo che Marx aveva scelto e continuava a cambiare dal 1864, ma vi erano anche tutte le federazioni nazionali. Spero di essere chiaro, e se non sono chiaro interrompetemi, sono cose molto particolari, spero di essere molto semplice e chiaro. Era fatto anche da federazioni nazionali che si oppongono alla decisione di Marx, tanto che se di fatto i comunisti marxisti, che erano la maggioranza in direttivo, lasciano l'internazionale nel 1873, la prima internazionale continua a rimanere fino al 1876 come internazionale anti-autoritaria in cui i rappresentanti sono tutti anarchici. Di fatto questa si dissolve, poi nascerà una seconda internazionale, però si pongono già, come giustamente dice nell'introduzione il professor Antonio Moscato, si pongono già i presupposti di quello che sarà poi il frazionismo delle sinistre e che lo vedremo anche quando parlerò del mio saggio, avviene anche in Italia durante i consigli di fabbrica, quindi nel rapporto tra gli anarchici torinesi e i rappresentanti del gruppo dell'Ordine Nuovo, a cui a capo c'era appunto Antonio Gramsci. Ma rientrando nella polemica tra Marx e Bakunin, Bakunin dice il signor Marx ha corso il rischio
di assassinare l'Internazionale con il suo criminale tentativo all'Aia. Quindi questi erano i toni con cui vi era il confronto, il conflitto tra anarchici e marxisti durante la Prima Internazionale. È la storia della gallina dalle uova d'oro. All'appello per la lotta economica, masse di lavoratori dei diversi paesi sono accorse per schierarsi sotto la bandiera dell'Internazionale. E il signor Marx si era immaginato che le masse vi sarebbero rimaste. Che dico? Che sarebbero accorse in quantità ancora più straordinaria quando egli, nuovo Mosè, avrebbe scritto le sentenze del suo decalogo politico sulla nostra bandiera, nel programma ufficiale e obbligatorio dell'Internazionale, quindi obbligatorio dell'Internazionale. Ecco dove è stato il suo errore. Le masse, senza differenza nel grado di cultura, di credenze religiose, di paesi e di lingue, avevano compreso il linguaggio dell'Internazionale quando essa aveva parlato della loro miseria, della loro sofferenza e della loro schiavitù sotto il giogo del capitale e della proprietà sfruttatrice. Esse l'hanno compreso quando essa ha loro dimostrato la necessità di unire i loro sforzi in una grande lotta solidale e comune. Ma ecco che si viene a parlare loro di un programma politico molto sapiente, soprattutto, e questa è l'accusa che Bakuniani fanno a Marx, molto autoritario, e che in nome della loro propria salvezza viene ad imporre loro in questa stessa internazionale che doveva organizzare la loro emancipazione attraverso i loro sforzi un governo dittatoriale, quindi la critica alle varie fasi della dittatura del proletariato. Senza dubbio provvisorio, ma nell'attesa del tutto arbitrario e diretto da una testa straordinariamente piena di cervello. Quindi i conflitti ci sono fortissimi sia da un punto di vista programmatico che da un punto di vista anche proprio pratico, anche sulla forma del conflitto. Marx però ovviamente risponde alle accuse di Bakunin. Risponde in una bellissima, questa è una lettera del 71, prima del congresso dell'Aia, lettera a Bolte, in cui dice qual era la sua invece visione dell'Internazionale. E dice: l'Internazionale venne fondata per porre in luogo delle sette socialiste o semisocialiste la vera organizzazione della classe operaia per la lotta. E qui si vede già la visione differente che c'è tra Bakunin e tra Marx nella visione di quello che doveva essere la Prima Internazionale. E dice: tanto gli statuti originari quanto l'indirizzo inaugurale lo mostrano a prima vista. D'altra parte, l'Internazionale non avrebbe potuto affermarsi se le sette, così chiama i movimenti anarchici, non fossero già state distrutte dal corso della storia. Lo sviluppo delle sette socialiste e quello del vero movimento operaio sono sempre in proporzione inversa, sino a che le sette hanno una giustificazione. La classe operaia non è ancora matura per un movimento storico indipendente. Non appena essa giunge a questa maturità, tutte le sette diventano essenzialmente reazionarie. Si è del resto ripetuto nella storia dell'Internazionale ciò che la storia rivela dappertutto. Il vecchio cerca di ristabilirsi e riaffermarsi nella forma nuova. Quindi questa è invece la visione che Marx ha dell'Internazionale. Di fatto il rapporto tra marxisti e anarchici finisce appunto con la dissoluzione dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, quindi della Prima Internazionale. Vi è un tentativo nel 1894 di rifare infatti la Seconda Internazionale, si ricostituisce anche con gli anarchici che lasciano però i problemi teorici rimangono e dopo 2 anni si dissolve anche questa nuova aggregazione. Ma perché nella copertina con scritti di Bakunin, Marx, Engels, Gramsci c'è Giuseppe Maria? Perché nel 2007 a un convegno
dell'IGS, dell'International Gramsci Society, in cui era presente anche Gianluigi Deiana, io feci una comunicazione che poi per la magnanimità poi del direttore dei quaderni Pietro Tresso mi venne pubblicata. Questa è una cosa di 11 anni fa. Feci una comunicazione su Antonio Gramsci e il movimento anarchico durante il periodo dell'Ordine Nuovo, perché le cose che accadono all'AIL, cioè l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, avvengono in Italia tra il 19 e il 20, ovvero durante il periodo dei consigli di fabbrica, quello del cosiddetto ancora più noto come Biennio Rosso a Torino. Gramsci apre le colonne dell'Ordine Nuovo a un rapporto e a un confronto con gli anarchici, che a Torino erano forti. Siamo prima della guerra di Spagna, poi di queste tematiche ne parlerà meglio Paolo dopo. Siamo prima della guerra di Spagna e vi erano molti anarchici che facevano parte anche dei sindacati vicini al Partito Socialista. Non era ancora nato il Partito Comunista, che nascerà nel 21 a Livorno, e la parte, diciamo, massimalista, la parte socialista più vicina alle tendenze comuniste era quella dell'Ordine Nuovo, in cui c'erano i giovani del movimento socialista torinese, quindi Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Angelo Tasca e Palmiro Togliatti. A Napoli, direttore del Soviet, sempre su quel tipo di tendenze non per forze identiche, vi era Amadeo Bordiga. Gramsci vede nella nascita dei consigli di fabbrica l'opportunità di fare un'unione di intenti tra le formazioni anarchiche libertarie torinesi e quelle socialiste. La sezione torinese del movimento anarchico è quella della scuola moderna. Riprendono una vecchia rivista di Francesco Ferrer Riguardia, un importante pedagogista anarchico spagnolo che aveva fondato la Escuela Moderna. Loro riprendono, il loro circolo si chiama la scuola moderna, e i due esponenti più importanti dell'anarchismo di questa scuola e di questo circolo torinese sono Maurizio Garino, sardo, nato a Ploaghe, che è questo di questa foto qua sotto l'Umanità Nuova, e Pietro Ferrero, che tra l'altro fu uno dei primi antifascisti, lui anarchico, uccisi nel 1922 dai fascisti, e tra l'altro in modo terribile trascinati con un camion, con un carro per le strade torinesi. Gramsci cerca subito un confronto con loro, ma è interessantissima appunto la forza di Gramsci, perché tutta la parte il Biennio Rosso dei consigli di fabbrica nascono grazie all'appunto l'apporto e all'alleanza tra i movimenti socialisti e il movimento anarchico torinese, e teorizza diciamo la componente libertaria all'interno di quello che è appunto la nascita dei consigli di fabbrica. Come lo dice? Scrive sull'Ordine Nuovo: nella creazione storica, che per un socialista di tendenza comunista questo siamo proprio quasi diventa quasi eretico, dice: nella creazione storica tutti gli operai sono libertari. Il metodo bolscevico è libertario. Gli operai russi sulla via dell'attuazione comunista procedono libertariamente. Il sabato comunista è una produzione libertaria, spontanea, dello spirito rivoluzionario, e come tale è storicamente reale, e come tale lo ha esaltato il compagno Lenin. I consigli di fabbrica a Torino sono stati una creazione libertaria della classe operaia,
Essi hanno la loro legge in se stessi e in quanto rispondono a un'esigenza vitale del proletariato, in quanto sono l'espressione storica di forze e volontà immanenti nella classe operaia di fabbrica, essi sono vivi e vitali. Questi stessi concetti li troviamo in un opuscolo scritto da un grande teorico anarchico, Camillo Berneri, Operaiolatria, che riprende gli stessi concetti che sono collegati agli stessi concetti che espone qua Gramsci. Di fatto due distinti gruppi politici contribuirono all'elaborazione della teoria dei consigli. Un gruppo di socialisti, quelli dell'Ordine Nuovo, e il gruppo degli anarchici. Gramsci comunque nei confronti degli anarchici ha dei dubbi. La storia è che questa situazione di Gramsci che apre agli anarchici, se da un punto di vista pratico è importantissima perché porterà per 2 anni a molti successi nei consigli di fabbrica, provoca una frattura all'interno del gruppo originario dell'Ordine Nuovo, non solo da un punto di vista diciamo politico, ma anche da un punto di vista umano, tanto che la rottura di Antonio Gramsci e Angelo Tasca, perché Angelo Tasca attacca Garino che Gramsci difende, vedremo appunto gli scambi anche molto forti, provocherà una chiusura e anche una chiusura di un rapporto umano che non si risalderà mai più. Però Gramsci ha comunque delle riserve sugli anarchici, non è che lui vuole il confronto con gli anarchici, ma ciò non significa che non ne consideri le differenze e anche un po', l'abbiamo già visto nel colloquio tra Bakunin e Marx, e anche le spigolosità, e con questa sua grande capacità di scrittura dice: che differenza c'è tra un anarchico e un comunista marxista? L'anarchico rassomiglia a colui che prima di parlare si guarda la lingua e gli fa programma politico della libertà, che è tale solo in quanto non può essere ridotta a programma, cioè chiama libertà l'arbitrio, confondendosi ideologicamente col cristiano o col borghese liberale. Il comunista marxista è un materialista della storia. Libertà significa per lui l'organizzazione delle condizioni in cui la libertà potrà essere realizzata. Dà comunque il fatto che Gramsci dia un significato positivo alla parola libertario è chiaro. Quello che Gramsci cerca di fare è quello di far sì che tutte quelle, cioè cerca di fare quello che non è riuscita a fare la prima internazionale, perlomeno nell'esperimento dei consigli di fabbrica, cioè cerca di rinsaldare delle tendenze che andavano contro lo Stato borghese per cercare di avere dei successi che in effetti ha. Ma che cosa avviene? Avviene che all'interno del suo stesso gruppo, perché vi erano appunto delle tendenze sindacalisteggianti differenti, Gramsci subisce degli attacchi e li subisce da Tasca che appunto attacca la sua difesa nei confronti di Garino e dice: il compagno Gramsci ci ha dato nell'editoriale del numero scorso la sua teoria dei consigli di fabbrica come base dello Stato operaio. C'è in quell'articolo una chiosa descrittiva del concetto prudoniano, quindi ritorniamo alla prima internazionale. L'officina si sostituisce al governo e la concezione statale che vi è svolta è anarchica e sindacalista, non marxista. E qua dice una cosa molto bella Gramsci in risposta a Tasca, che è una cosa interessantissima perché ci fa vedere qual era il concetto di Gramsci di politica e anche di un ipotetico Stato socialista comunista. Dice così: le tendenze sindacalisteggianti dell'Ordine Nuovo sono anch'esse un mito. E dice questa cosa molto interessante: abbiamo semplicemente il torto di credere che la rivoluzione comunista possano attuarla solo le masse. Non può attuarla né un segretario di partito né un presidente della Repubblica a colpi di decreto.
Questo era il tentativo di Gramsci, che riprendeva la prima internazionale. Spero di avervi dato un accenno a quello che troverete in questo libro e vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto. Passo la parola a Paolo Casciola. Com'è? Va bene. Per chi ha quasi 60 anni come me e ha militato per un periodo abbastanza lungo della sua vita nella cosiddetta estrema sinistra, non è nuovo affrontare problemi di questo genere, cioè le divergenze tra movimento anarchico e movimento comunista. L'ho fatto molte volte in passato e mi ricordo di discussioni lunghe, accese con dei militanti anarchici sulla questione di Kronstadt, che alcuni di voi sicuramente conoscono, almeno per sommi capi, o sul ruolo degli anarchici nella guerra civile spagnola. Il problema è che in realtà tra il movimento anarchico e quello marxista c'è un discrimine molto grande. E il discrimine è il modo di rapportarsi allo Stato. Questo è il discrimine programmatico, direi, principale, perché dopo una rivoluzione sociale e dopo la costituzione di uno Stato operaio, così come si è concretizzato in alcune esperienze storiche come la Comune di Parigi del 1871 o la Rivoluzione russa del 1917 ottobre, uno Stato di cui la classe operaia si appropria attraverso il suo partito che esprime la sua avanguardia, non può estinguersi immediatamente come gli anarchici pensano, ma deve passare attraverso una fase di dittatura proletaria per vincere la resistenza della classe spodestata, cioè della classe borghese. Questo fatto è un fatto ovvio che si riscontra nella storia degli ultimi secoli, insomma, e del Novecento soprattutto. Vale a dire che è impossibile che le classi possidenti che sono state cacciate dal potere abbandonino la scena senza battersi per riconquistare questo potere. E quindi è necessario che la classe operaia che ha preso il potere abbia degli strumenti per combattere questa guerra, che nel caso della Russia del 1917 fino al 1921 prese le forme di una guerra civile, in cui era necessario avere uno Stato proletario, un esercito proletario. Gli anarchici tutto questo non ha grande peso, tutta questa meccanica nella teoria anarchica non ha un grandissimo peso. Gli anarchici sono sostanzialmente una propagine estrema del positivismo, direi, borghese, perché pensano sostanzialmente che tutti gli uomini sono buoni. In questa è una visione un po' cattolicheggiante, e che una volta preso il potere la classe operaia, i piccoloborghesi capitalisti collaboreranno alla costruzione della società e si inseriranno in un nuovo sistema senza combattere, accettando questa cosa. In realtà questo non è vero, non è mai stato vero e non sarà mai vero, ed è per questo che la teoria anarchica si è scontrata, è andata incontro, meglio dire, ad un grande fallimento storico, che è quello della guerra civile spagnola, di cui parlerò tra poco, perché prima di questo vorrei accennare almeno brevemente al ruolo che gli anarchici hanno avuto nel periodo della Prima Guerra Mondiale.
nel periodo della Prima Guerra Mondiale, quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, tra la fine di luglio e i primi di agosto del 1914, non esiste un'internazionale anarchica, perché gli anarchici, dopo i tentativi effettuati a partire dalla fine della Prima Internazionale, non sono stati in grado di ricostruire effettivamente una loro organizzazione internazionale, ma esiste un'organizzazione marxista internazionale, la Seconda Internazionale. La Seconda Internazionale manca, cioè la maggior parte, per meglio dire, la maggior parte dei partiti della Seconda Internazionale tradiscono la teoria marxista, nel senso che appoggiano lo sforzo bellico dei propri paesi. Ma in questo fatto, che coinvolge non solo il più forte partito marxista, che era quello tedesco, ma anche molti altri partiti, le maggioranze, diciamo, di molti altri partiti, quello francese, quello spagnolo, eccetera, quello austriaco, quello italiano no, perché il PSI ebbe una posizione un po' intermedia col piede su due staffe. Questo tradimento della teoria socialista, diciamo, non coinvolge solo i socialisti, ma ci sono anche gli anarchici che tradiscono la teoria anarchica e che anche loro si schierano a favore della guerra, compresi importanti teorici anarchici, per esempio il principe russo Kropotkin, come si pronuncerebbe in russo, che era un importante geografo, un importante teorico anarchico, si schiera a favore del governo inglese nella Prima Guerra Mondiale. Questa cosa è chiara anche qui, in Italia moltissimi anarchici aderiscono prima alla campagna nazionalista a favore dell'ingresso in guerra e poi una parte considerevole di anarchici, anche abbastanza noti, aderisce al movimento fascista. Quindi questo è un discrimine storico importante che separa il movimento comunista da quello anarchico. Sarebbe lungo, io solitamente non amo molto presentare libri perché sono più un uomo di studio, eccetera, eccetera, perché approfondire bene certi temi è una cosa che secondo me può essere fatta solo individualmente, in una stanza, davanti a dei libri, con lo studio, con ore e ore di lavoro sui testi o sui documenti. Però il caso fondamentale, il caso storico, l'esempio storico fondamentale di fallimento della teoria anarchica è la guerra civile spagnola. Molti di voi ne avranno sentito parlare, c'è stato fatto anni fa un film abbastanza bello di Ken Loach, insomma, la storia della guerra civile spagnola è importantissima perché segna tutta una fase storica. Innanzitutto perché durante la guerra civile spagnola vengono sperimentate tecniche militari nuove che poi verranno usate nella seconda guerra mondiale, ma c'è una cosa fondamentale. Quando il Fronte Popolare vince le elezioni in Spagna nel 1936, gli anarchici votano per il Fronte Popolare. Vale a dire che gli anarchici, che è una tendenza che si caratterizza per l'opposizione allo Stato, l'opposizione alle elezioni, a qualsiasi forma di governo o di struttura autoritaria che opprime o che impone ad altri uomini certe cose, ecco, lì votano, non solo votano però, votano formalmente perché il cartello elettorale delle sinistre
aveva promesso di liberare i detenuti politici, tra cui c'erano molti anarchici, quindi loro votano per portare questi al potere in modo da far scarcerare i loro compagni. Il problema però diventa un po' più grande quando in Catalogna, quindi questo avviene nel febbraio 1936, ci sono queste elezioni, il Fronte Popolare vince, eccetera, eccetera. Il problema diventa molto più serio invece quando nel settembre del 1936, quindi è già scoppiata una guerra civile perché le forze reazionarie, i militari generali importanti dell'esercito spagnolo attaccano le forze governative, cercano di invertire questa tendenza storica, e nel settembre però il sindacato anarco-sindacalista spagnolo entra nel governo di Barcellona, e questo è un salto qualitativo ulteriore, perché un conto è votare per un cartello elettorale perché ti liberano i tuoi, un conto è che tu c'entri il governo e che c'hai i ministri dentro al governo, perché gli anarchici ebbero ministri dentro al governo. E il 4 novembre gli anarchici entrano nel governo centrale spagnolo, quindi loro hanno i loro 4 ministri, ma c'è un piccolo ma, che il governo di Fronte Popolare Spagnolo non è un governo socialista, è un governo che nella terminologia marxista viene definito come un governo di collaborazione di classe, cioè un governo in cui la maggioranza delle componenti sono partiti della sinistra, ma c'è nella fattispecie spagnola un piccolo partito borghese, un piccolissimo partito borghese, che garantisce l'inviolabilità della proprietà privata, vale a dire che se il Fronte Popolare Spagnolo avesse espropriato la borghesia, impadronito le fabbriche, dato la terra in mano ai contadini, eccetera, questo partito sarebbe uscito, non avrebbe mai fatto parte della coalizione, perché quella coalizione era nata semplicemente per governare una Spagna borghese e non per porre la questione di quale classe doveva veramente effettivamente avere il potere. Quindi gli anarchici tradiscono i loro ideali, e lo fanno però, badate bene, in un paese in cui sono estremamente forti, forse il paese dove sono stati più forti nella storia, dove contano in Spagna contano su un sindacato che ha circa 2 milioni di iscritti, che è una cosa enorme per la Spagna dell'ora. E hanno poi un loro partito, chiamiamolo partito anche se gli anarchici sono anche contro questa concezione partitica, che annovera forse 1500 militanti, quindi è una forza molto molto grossa e importante, talmente grande che nelle prime settimane dopo lo scoppio della guerra civile spagnola gioca un ruolo fondamentale, un ruolo al fronte, nello scontro contro le truppe avversarie, che sono quelle della destra, monarchiche, cattoliche, dirette da Franco, il famoso generale Franco, e da altri generali. E quindi questa partecipazione governativa è molto molto importante, perché secondo me, e secondo anche altri autori, segna la tomba del movimento anarchico e delle idee anarchiche nel XX secolo. Nel senso che questi ministri anarchici continuano a governare anche quando gli stalinisti, una piccola parentesi, in tutto questo ci sono gli stalinisti, in tutta questa storia della guerra civile spagnola c'è un piccolo partitino stalinista che si forma molto tardi, sono 3 gruppettini che riescono a fondersi e fondano questo partito comunista molto molto piccolo, insomma, che non aveva effettivamente un grande peso sociale, numerico, ma diventa molto importante invece questo piccolo partito stalinista, perché a un certo punto l'Unione Sovietica staliniana si accorge
che c'è questo piccolo partito, che c'è questa guerra civile spagnola e decide di aiutarla. L'aiuto della Russia sovietica alla guerra civile spagnola inizia molte settimane dopo l'avvio della guerra civile, cioè loro iniziano a mandare uomini e armi nell'ottobre del 1936, cioè 3 mesi dopo praticamente l'inizio della guerra civile spagnola, ma l'ingerenza russa diventa grande perché i russi mandano consiglieri militari, servizi segreti, i servizi segreti poi daranno la caccia agli elementi rivoluzionari e molti verranno uccisi, fatti sparire per sempre, e quindi gioca questo ruolo importantissimo. In tutto questo i ministri anarchici gli sta bene, insomma, giocano, fanno il loro dovere come i ministri e continuano a farlo anche quando nel corso della guerra civile, agli inizi di maggio del 1937, un tentativo armato militare degli stalinisti di impadronirsi della centrale telefonica, della centrale dei telefoni di Barcellona, che era stata collettivizzata come tutte le varie fabbriche, aziende, ed era stata collettivizzata dal sindacato anarchico, quindi era gestita dagli anarchici. E voi pensate che gestire una centrale telefonica di una città come Barcellona significa poter avere informazioni, notizie, comunque è una cosa piuttosto importante. Questo assalto che gli stalinisti danno alla centrale telefonica dà il via a un'insurrezione. Quindi l'insurrezione avviene a Barcellona durante la guerra civile spagnola, cioè mentre si combatte al fronte, quindi si apre un secondo fronte interno invece al campo antifranchista e sostanzialmente alla fine di questo scontro gli stalinisti vincono anche grazie al sostegno dei suddetti ministri anarchici, che chiamano gli anarchici a deporre le armi. Cioè dopo qualche giorno dallo scoppio di questa insurrezione i ministri anarchici chiamano gli operai anarchici a deporre le armi, a non sparare contro gli stalinisti, e quindi c'è una sconfitta di questo movimento insurrezionale che precede poi di 1 anno e mezzo abbondante la sconfitta finale, perché poi vince Franco poi alla fine. In questa guerra civile in cui gli stalinisti e l'Unione Sovietica giocano un ruolo di consiglieri militari eccetera, e quindi si battono anche loro eccetera, poi alla fine si rivela che in questo caso, come in altri casi, Stalin, come scriveva Trotsky, è stato un grande organizzatore di sconfitte, e la sconfitta principale appunto deriva proprio dalla formazione di quel governo nel 1936. Vi faccio un piccolo passo indietro perché poi non so se sono abbastanza noioso, ma nel 1933, come tutti sanno, in Germania sale al potere Hitler. La salita al potere di Hitler è facilitata dal fatto che in quel periodo gli stalinisti, cioè la Russia staliniana e l'internazionale comunista stalinizzata, seguono una politica che si chiamava socialfascismo, cioè una politica che equiparava i partiti socialisti ai nazisti. Per questo rifiutarono il Partito Comunista Tedesco, che era probabilmente il più forte partito al di fuori di quello russo, rifiuta sistematicamente di fare qualsiasi unità di azione, qualsiasi fronte con i socialisti per contrastare Hitler. In un caso addirittura in Prussia, in occasione di un plebiscito locale, di un voto locale in uno stato, in un Länder tedesco, gli stalinisti votano per la lista nazista contro i socialisti, cioè viene data un'indicazione di voto di questo tipo. La sconfitta del movimento operaio
tedesco, importantissima sconfitta, durissima sconfitta, senza combattimento, perché disarmati dalla politica dei loro capi, questa sconfitta provoca nelle masse operaie di tutta Europa una spinta invece al fronte unico, cioè al fronte con i socialisti, per contrastare la destra che si faceva avanti anche in altri paesi, soprattutto in Francia. Questo movimento di fronte, diciamo, di costruire questo fronte è piuttosto forte in Francia, appunto. E la reazione spontanea delle masse operaie e contadine, anche in certi casi, alla sconfitta tedesca, e quindi questa spinta a fare fronti contro Hitler, contro il pericolo fascista, questa spinta è talmente forte che costringe l'internazionale stalinizzata a rivedere quella linea di socialfascismo, socialisti come i fascisti, non si fa nessun blocco perché dopo Hitler verremo noi, eccetera, eccetera. Li spinge a cambiare, a fare una svolta, e la svolta è appunto quella di questi fronti popolari, quelli che vi ho detto prima, cioè del governo che fanno in Spagna e in Francia anche più o meno nello stesso periodo, che è un governo appunto di collaborazione di classe. Se ci pensate bene, lo stalinismo è grosso modo sempre stato caratterizzato da questa tendenza a fare blocchi con alcune ali, alcune tendenze progressiste, eccetera, di capitalismo, dei partiti capitalisti, tranne appunto in una fase come quella che vi ho detto prima, in cui Hitler prese il potere. È una fase che va grosso modo dal 28 fino al 34, ecco, ma oltre quello, se voi pensate bene all'esperienza di questo fenomeno staliniano che ha segnato tutto quasi un secolo, anzi direi oltre un secolo, se voi pensate bene alla politica estera che lo stalinismo ha, che Stalin e quelli venuti da lui hanno applicato, vedrete che la costante, tranne quell'intermezzo ultrasinistro che vi ho detto prima, è di collaborazione di classe. È la stessa politica loro hanno, è la stessa politica che hanno messo in atto in Cile nel 73 o che ne so, ovunque, anche qui in Italia. Quando l'Italia uscì dalla guerra, ora sforo molto il tema centrale, ma insomma, quando l'Italia sta uscendo dalla guerra, il fascismo crolla, il luglio 43, il settembre 43, l'8 settembre, l'esercito si sfalda, non c'era più lo Stato in Italia. Se esisteva un momento storico in cui, a parte il periodo dell'occupazione delle fabbriche del Biennio Rosso di cui vi ha accennato prima Giuseppe, se in Italia è mai esistito un periodo in cui era possibile dare una spallata rivoluzionaria, era quello, era il 43-44, non c'era più lo Stato, perché Engels, che prima citava Giuseppe, che era il più grande amico sodale di Marx, in uno scritto celebre scrisse che, e questo è sostanzialmente vero, scrisse che l'essenza dello Stato, di qualsiasi Stato, sono drappelli di uomini armati che difendono un certo tipo di rapporti economici tra gli uomini, cioè la polizia, l'esercito, la magistratura, essenzialmente questa è la struttura, è l'ossatura fondamentale dello Stato. Nell'Italia del posteriore all'8 settembre 1943 questa ossatura praticamente non c'era più. Il periodo in cui poteva essere data appunto questa famosa spallata poteva essere quello, se non che successe questo, che Togliatti tornò dalla Russia e tornò con la famosa svolta di Salerno, che per tanti anni ci è stata presentata come una innovazione italiana del grande pensatore Togliatti, che invece era stata studiata a Mosca con Stalin a tavolino, come è venuto fuori in anni non troppo in là, perché negli archivi russi insomma vengono fuori un sacco di roba.
Un'ultima cosa volevo dire, a proposito di Kronstadt, velocissimamente, l'insurrezione dei marinai di Kronstadt, che si opponevano al dominio bolscevico nei soviet, eccetera, eccetera, è uno dei topos fondamentali della polemica tra marxisti e anarchici. Ora, anche sulla questione di Kronstadt, negli ultimi anni sono venute fuori un sacco di cose, un sacco di documenti, addirittura leggevo oggi in un articolo russo che sembra che durante l'insurrezione di Kronstadt, quando questi ribelli anti-bolscevichi avevano preso praticamente il potere a Kronstadt, erano soprattutto marinai, cioè erano militari, sembra che alcuni reparti di questi marinai si schierarono in effetti con i bolscevichi e cercarono di detronizzarli, mentre ancora Trotsky e gli altri capi russi ancora pensavano se intervenire o no. E poi c'era tutto un gioco di servizi segreti, eccetera, che è una cosa che, ecco, come vi ho detto prima, sono cose che vanno un po' studiate e che, cioè, secondo me non possono essere affrontate in una chiacchierata così, un po' alla buona. Bisogna studiare le cose, vedere i documenti storici saltano fuori continuamente e poi a volte c'è un ostacolo linguistico a seguire questi documenti. Io ora mi sto studiando un po' meglio il russo, quello che conoscevo prima, e scopro un sacco di cose che i russi hanno scoperto 10, 20, 30 anni fa, gli storici russi, e noi adesso le scopriamo perché poi, vabbè, insomma. Per ultimo vi vorrei leggere, visto che anche Giuseppe vi ha letto delle cose, vi voglio leggere una breve cosa anch'io, che è una riflessione di Trotsky proprio sul fatto che gli anarchici entrarono in questo governo catalano e poi in quello centrale. E Trotsky fa una riflessione, dopo quell'esperienza, a distanza di pochi mesi, scrive un lungo saggio e a un certo punto parla del ruolo degli anarchici nel governo spagnolo e dice: gli anarchici hanno dato prova di un'incomprensione fatale delle leggi della rivoluzione e dei suoi compiti quando hanno cercato di limitarsi all'ambito dei sindacati, cioè di organizzazioni del tempo di pace, impregnati di spirito consuetudinario e all'oscuro di quello che accadeva al di fuori del sindacato, tra le masse, nei partiti politici e nell'apparato statale. Se gli anarchici fossero stati rivoluzionari, avrebbero anzitutto fatto appello alla creazione di soviet che riunissero i rappresentanti delle città e delle campagne, compresi quei milioni di uomini, tra i più sfruttati, che non erano mai entrati nei sindacati. Gli anarco-sindacalisti, che tentavano di rifugiarsi nella politica dei sindacati, si sono invece trovati ad essere la quinta ruota del carro della democrazia borghese, con grande sorpresa di tutti, a cominciare da loro stessi. Non a lungo però, perché la quinta ruota non serve a nessuno. Dopo che Garcia Oliver, uno dei principali ministri anarchici, e compagni ebbero aiutato Stalin e i suoi accoliti a togliere il potere agli operai, gli anarchici sono stati anch'essi cacciati dal governo del Fronte Popolare. Essi hanno mascherato la paura del piccolo borghese dinanzi al grande borghese, del piccolo burocrate dinanzi al grande burocrate, dietro discorsi piagnucolosi sulla santità del fronte unito, delle vittime con i carnefici e sull'inammissibilità di qualsiasi dittatura, compresa la loro. Avremmo potuto prendere il potere nel maggio 1937. È così che gli anarchici imploravano Negrin e Stalin di riconoscere e di ricompensare il loro tradimento della rivoluzione proletaria, un quadro rivoltante. Mi ero portato il libro anch'io. Hai visto. Ovviamente è molto bella questa conversazione perché su molti aspetti divergiamo tanto, quindi è interessante, ma vi promettiamo che non facciamo una discussione tra di noi sulle nostre divergenze. Invece se ci fossero domande noi siamo qua disponibili, o interventi, insomma.
mentre invece le esperienze marxiste sono tutte risultati vincenti. Non mi sembra così, no? Cioè, parlando dei due grandi paesi, Russia e Cina, mi sembra che sono un disastro. Peggio che mai. Peggio che mai, quindi voglio dire, non è che i marxisti poi No, certo, ma poi il fallimento, un sistema migliore, ci mancherebbe altro. Io le dico di più che il fallimento di Spagna, della guerra di Spagna, vede una grandissima... Esatto, no, ma anche su questo è forse un po' semplicistico di dire, ma la sconfitta durante quella guerra civile avviene anche causa, insomma, c'è una bellissima storia umana. Uno dei primi a fare il coccodrillo dalla morte di Gramsci è l'anarchico Camillo Berneri, lo fa dalla radio di Barcellona. 3 giorni dopo Camillo Berneri viene ucciso dalle brigate internazionali, ovvero dagli stalinisti. Quindi ecco, questo è quello che accade anche nella guerra di Spagna. Ma Paolo non voleva dire che lui ovviamente è un marxista, però non voleva dire assolutamente che il marxismo abbia avuto una sua riuscita, assolutamente. No, non ci ha pensato minimamente. Ecco. Qualche altro intervento? Il problema è che non abbiamo letto il libro, no? Perché questa è la presentazione di un libro. E quindi non è facile mettere a fuoco tutti nello stesso modo l'argomento, perché ognuno poi è un argomento che si stiracchia da tutte le parti. Per cui l'argomento secondo me dovrebbe essere focalizzato più correttamente in questo modo. Non trattare di Bakunin contro Marx o di Marx contro Bakunin, questo è il libro, no? Il titolo, dal punto di vista delle degenerazioni. Perché le degenerazioni sono, diciamo, nella natura umana, anche nelle... Sì, ma appunto, siccome inevitabilmente questo tipo di confronto finisce per non portare mai a nulla, proprio perché si battibecca sulle degenerazioni. E le degenerazioni ovviamente stanno da tutte le parti. Quindi forse, poiché la storia non è finita con i fallimenti anarchici e nemmeno con i fallimenti marxisti, no? E se Dio vuole sta cosa resta ancora in piedi, sia in termini anarchici che in termini marxisti. Se si perdesse sarebbe, diciamo, una perdita generale. Allora, per fare in modo che questo retaggio continui a restare vivo, è opportuno appunto considerare come è iniziato e per quale via ha finito per degenerare, no? È ovvio che se noi la prendiamo nei termini così nominativi di Marx e Bakunin, perché ho fatto in tempo a leggere la prima pagina della presentazione di Moscato. Dietro Marx, diciamo, c'è tutto un contesto di discussione filosofica sull'ideologia tedesca, no? In realtà Marx non si schioda mai da tutto il suo accanimento contro Stirner e quindi finisce per spiaccicare ogni anarchismo su questo individualismo radicale di Stirner.
E Bakunin non si schioda mai, diciamo, dalla sua matrice slava, questo è vero. Più che cattolicesimo, dietro Bakunin probabilmente c'è il fatto che è un piccolo nobile, è analfabetizzato, cioè il suo retroterra non è quello di un contadino russo, no? Ma di una persona colta che cresce in un ambiente molto colto. Il retroterra di Marx è quello di un ambiente liberale borghese, per di più ebraico, con dietro tutte quelle cose là. Quindi è chiaro che quando arrivano alla prova del fuoco, che è, diciamo, la prima internazionale, la Comune di Parigi, eccetera, essi stessi non riescono, diciamo, a sciogliersi da questi impicci. Ciò che ne viene fuori sono delle degenerazioni tipiche. Secondo me è abbastanza interessante, così, perché consente di fare una sintesi molto rapida, quel punto in cui Gramsci, no, sostiene, come dire, la necessità dell'immanentismo, no? Cioè il corpo fondamentale della società, le masse, deve autolegiferare su di sé, cioè deve poter porre da sé il proprio principio. È chiaro che questo non è possibile in termini spontaneistici o ribellistici, e queste sono le degenerazioni tipicamente anarchiche, ma non è nemmeno possibile nei termini centralistici, autoritari di ciò che poi fu la degenerazione del bolscevismo. Ora, poiché queste cose sono fallite simmetricamente ed è del tutto ozioso, no? Rimbalzarsi le colpe, il problema è riprendere la necessità del concetto. Che converge, diciamo, in quella ipotesi concettuale formulata da Gramsci. Ecco, no. C'è da dire poi che Gramsci continua con la polemica nel famoso discorso agli anarchici, con gli anarchici, e conclude dicendo quasi diventa molto complesso parlare con loro, conclude così, dice: gli anarchici italiani sono permalosi perché sono presuntuosi, si inalberano facilmente dinanzi alla critica proletaria, preferiscono essere adulati e lusingati come campioni di rivoluzionarismo e di coerenza teorica assoluta. Noi siamo persuasi che per la rivoluzione è in Italia necessaria la collaborazione tra socialisti e anarchici, collaborazione franca e leale di due forze politiche, basata su problemi concreti proletari, che è quello un po' quello a cui ti facevi tu riferimento. Crediamo necessario però che anche gli anarchici sottopongano i loro criteri tattici tradizionali a una revisione. Questo è un fattore importante, che è però difficile per i libertari anarchici, ecco, non solo per gli anarchici, anche solo per i libertari. Lo stesso Berneri aveva delle difficoltà nel suo revisionismo anarchico, come ha fatto il Partito Socialista, e giustifichino con motivazioni attuali, determinate nel tempo e nello spazio, le loro affermazioni politiche. Gli anarchici dovrebbero diventare più liberi spiritualmente. È una pretesa che non deve sembrare eccessiva a chi pretende di volere libertà e nient'altro che libertà. Ecco. Quindi questa è un po' la situazione. Certo. Io vorrei portare un po' il discorso su una questione più teorica. Vabbè, credo che si senta lo stesso. Vabbè. È acceso. Cioè, secondo me, tra Marx e Bakunin, quello che si scontrano sono due modi di vedere la società. E dal nostro punto di vista oggi, per come vedo io la cosa, bisogna utilizzare o l'uno o l'altro come strumenti per leggere questa società. Il nocciolo fondamentale è la differenza che vedo io, premesso ovviamente che ho letto, come credo tutti, più Marx che Bakunin, anzi diciamo quasi niente Bakunin, ma l'idea che mi sono fatto io è, a parte
l'aspetto che diceva lui, che si scontrano due concezioni: da una parte un concetto di libertà, parlo di Bakunin, riferito soltanto all'individuo, e dall'altra invece la libertà riferita alla classe. Non solo, non dimentichiamoci che Marx va, soprattutto nel Marx del Capitale, quindi dopo il 1971, dopo la Comune di Parigi, quando si è dedicato più che altro allo studio, dice una cosa molto seria, dice che l'operaio lotta contro se stesso perché per un verso è parte di capitale e per l'altro cerca di autonomizzarsi dal capitale. Per questo, voglio dire, è molto più difficile che l'operaio diventi rivoluzionario. Non per nulla le grandi rivoluzioni sono state fatte dai proletari e non dagli operai, o meglio, gli operai sono arrivati dopo. Punto, volevo porre questi problemi. Su quello, allora, non è del tutto preciso dire che Bakunin o Bakunin, secondo alcuni Bakunin o Bakunin, secondo alcuni linguisti, insomma, non è del tutto corretto dire, perché la teoria bakuniniana non si rivolge solo all'individuo, ma ha una teoria di tipo classista e quindi si rivolge anche alla società, per cui quel tipo di differenza non c'è. Insomma, la critica che Bakunin fa a Marx, appunto, da un punto di vista teorico, è che Marx riprende quando cerca di difendersi sulla polemica. Adesso io devo cercare la lettera. Sì, allora. Un secondo, ecco. Secondo solo. Si rivolge appunto all'atteggiamento, se riesco a trovarlo. Lo stavo per leggere prima. Ecco, ma ce la farò. Ecco qua, ce l'ho fatta. È questo, ecco, la teoria che dice Bakunin, ecco, non si rivolge effettivamente solo all'individuo, ma alle classi e quindi alla società. Lui dice quali sono che cosa dice nei confronti di Marx e anche di Lassalle, quindi la teoria proudhoniana. Noi abbiamo già manifestato la nostra profonda ripugnanza per la teoria di Lassalle e di Marx, la quale raccomanda ai lavoratori la creazione di uno Stato popolare, che secondo la loro spiegazione non sarà altro che il proletariato elevato al grado di ceto dominante. Domandiamo, e questo quindi non si può dire che Bakunin non si rivolga alla società, perché Bakunin continua dicendo, domandiamo, se il proletariato sarà il ceto dominante, su chi dominerà? Questo significa che rimarrà ancora un altro proletariato, il quale sarà sottomesso a questo nuovo dominio, a questo nuovo Stato. E adesso non sto prendendo parte a nessuna delle teorie, però ecco, la teoria bakuniniana è più ampia da un punto di vista teorico. Ecco, volevo semplicemente fare questo rilievo. Peraltro il suo intervento era abbastanza chiaro, ecco, non c'erano delle domande specifiche, no? Dimmi. Sicuramente anche Marx si aspettava che la rivoluzione succedesse in Inghilterra e non in Russia, nel senso perché, o in Germania, dove era presente appunto la classe operaia. In Russia c'era... Okay. Perfetto. Magari se puoi fare una... Su questo... Sì, in effetti la questione che la rivoluzione è scoppiata in Russia fu un po' sconvolgente all'epoca. Il problema è che la Russia nel sistema capitalistico internazionale era l'anello debole, quindi c'era una classe operaia forte in alcune città e lì nacquero i soviet, erano già nati nel 1905, furono ripresi nel 1917 e ci fu questa forma di semi-auto
organizzazione e autogoverno della classe operaia, e attraverso questo strumento i bolscevichi riuscirono a conquistare una maggioranza in questi soviet. Ovviamente la rivoluzione russa avvenne essenzialmente in 2 o 3 città importanti, non è che tutte le masse operaie, proletarie e contadine soprattutto, che poi erano quelle più grosse, non è che tutte parteciparono. Lo stesso Gramsci spiega in un articolo famoso, appunto spiega questo fatto: la rivoluzione era scoppiata in Russia per il semplice fatto che era l'anello debole, era il paese debole in cui c'era un'autocrazia zarista che si era screditata con la guerra russo-giapponese, con le varie dume, cioè questi governi elettivi o pseudo-elettivi, perché c'erano sistemi in cui se eri un operaio sotto 8 anni o con moglie o senza moglie potevi votare, non potevi votare, c'era tutto questo sistema. Si era screditato molto questo sistema zarista, c'era questo malumore enorme, e quindi nei grossi centri c'era una classe operaia forte. Ricordo che a San Pietroburgo all'epoca, che era la città non la più grande ma era la capitale dell'impero, c'erano decine di fabbriche grosse, centinaia di migliaia di operai. Vi ricordo che la forza della classe operaia era talmente grande che appunto avevano eletto questo soviet. Il soviet ebbe un ruolo importantissimo nella rivoluzione del 1905. Dopo la sconfitta della rivoluzione del 1905 continuò un movimento sotterraneo nella classe operaia. Ci fu un importante movimento su cui ho curato un libro un paio di anni fa, di disoccupati. A San Pietroburgo esistette un soviet dei disoccupati per, diciamo, dal 1906 al 1908, che si basò nelle sue strutture su strutture che erano state precedentemente create dal soviet, quello vero, quello che era stato sciolto perché erano stati arrestati. Quindi nelle grandi città la classe operaia aveva un peso specifico enorme. In più appunto c'aveva questi organismi di potere che in prospettiva dovevano prendere il potere e sostituirsi a quello zarista. Invece volevo dire un paio di cose che adesso mi sfuggono, perché quando uno diventa vecchio si rincoglionisce e bisogna prendere appunti. E sulla questione della scienza sociale, io ora non le so rispondere, io non sono un grande teorico, però a me sembra che l'analisi della società capitalistica fatta da Marx soprattutto non è solo un'analisi dei meccanismi economici del sistema capitalista, ma anche un'analisi delle classi sociali, dell'atteggiamento delle classi sociali. Io non penso che non esista una scienza sociale. Va bene, no, questa è un'altra cosa, vabbè, sì. Sì, è un termine un po', sì, come la pelle. Sì, ho capito. Però nella storia alcune verifiche di eventi sociali si possono fare. Lo so che è complicato. Lo so, certo. No, volevo solo dire almeno una cosa sulla questione dei fallimenti, che si guarda ai fallimenti, eccetera. Il problema è che poi una teoria politica si verifica nella pratica. Se tu dici che sei contro lo Stato, contro i governi, e poi entri al governo e partecipi a questo governo anche mentre manda le sue truppe contro i tuoi compagni, permettete che questa è una verifica. No, questo parlavo di. Quando uno dice che è contro il fascismo, contro il nazismo, e poi ci fa degli accordi. Certo, no, questo lo fa Stalin. Certo. Quando tu vivi la storia in quel momento devi saperla gestire, in qualche modo devi venire a compromessi, no? Sì. Cioè, non sui grandi fascisti. Sì.
Questo è anche vero, però ricordo sommessamente che la rivoluzione di ottobre vinse, non è che ha perso, non è che è stata un fallimento. È stata sconfitta un po' di anni dopo, perché c'è stato un accerchiamento, era un paese isolato, economicamente debole, si è formata una casta di burocrati dentro al partito, ci sono state spinte sociali in un certo modo, insomma è una discussione lunga, però sostanzialmente vinse, poi perse perché per tanti motivi complicati, ma quella c'era anche prima l'elite. L'elite c'era anche prima, però quando avevano vinto c'era l'elite uguale. Dopo c'era un'altra elite, però cambia l'elite. Riporto all'argomento originario. No, scusa. Un'ultima cosa veloce volevo dire però. Quando la rivoluzione russa fu sconfitta, cioè quando si concretizzò il fenomeno della burocratizzazione, dei vari meccanismi, il peso degli apparatchiki, gli uomini dell'apparato, Lenin malato, Stalin piano piano fa una frazione, fa una famosa troika e prende il potere con Zinoviev, Kamenev, eccetera. Quando questo avviene però, sì, è vero che la rivoluzione viene sconfitta e imbocca strade che qui sarebbe troppo lungo prendere, ma va anche detto che dall'interno del partito nasce un'opposizione allo stalinismo e questa opposizione è un'opposizione abbastanza corposa e si ritrova poi in decine di migliaia di militanti bolscevichi che vengono uccisi, sterminati e fatti sparire nel famoso arcipelago Gulag. Cioè c'è stata poi un'opposizione a questa degenerazione della rivoluzione d'ottobre. Questo non c'entra niente con la questione delle elite, ma insomma... Per la prima e l'unica volta i soviet. Perché non ne fa un uso continuo e non lo sviluppa? Cioè i soviet erano utilizzati una sola sola nella rivoluzione, dopodiché vengono completamente abbandonati. Questo è un altro problema che tocco velocissimamente, è un problema di rappresentatività, è un problema che si pone in tutte le società, cioè io faccio parte di una fabbrica, va bene? Funzionava così il Soviet all'inizio, comunque i Soviet durano anche dopo, poi furono snaturati nella loro essenza. Io sono operaio in una fabbrica, si fa un'assemblea e eleggiamo un Soviet, va bene? Il Soviet viene eletto sulla base di un programma, e può anche essere un misero programma di fabbrica, togliere quella macchina, diminuire il tempo di lavoro su quel tornio, cioè per dire, può essere anche solo questo, ma il problema è che io in una democrazia vera, parliamo adesso di una democrazia astratta, senza segno di classe, borghese o borghese, se io eleggo qualcuno, se il sistema è democratico, e normalmente nella storia non lo è quasi mai, io devo avere il mezzo per destituirti dal posto in cui ti ho eletto se non rispetti il programma per cui ti ho eletto. Se questo avvenisse in Italia ci sarebbe davvero l'anarchia, perché capisce? Comunque vabbè. Ok, qualche altro intervento? Marcello. Io ringrazio tutti, speriamo di non avervi annoiato e di aver soddisfatto le vostre curiosità. Grazie ancora. Allora, io ringrazio Paolo Casciola e Peppe Mania, tutti voi, mi fa anche piacere perché nonostante... Sì, stiamo già lavorando, partirà a novembre, ho perso il conto, la quarta edizione? La quarta edizione della Resistenza su celluloide. Come ci è capitato per tutte le edizioni c'è qualche cambiamento rispetto agli anni passati, speriamo sempre in positivo visto che è una rassegna che sta crescendo e mi fa piacere che ci sia stata una risposta per un tema così impegnativo e speriamo che ci sia una risposta sempre maggiore perché abbiamo bisogno di impegnarci. Buona serata, alle prossime iniziative.